palla sotto il cascio non si sente più l'attore ma o volte santo in piedi a guerra rinde ma sapendo che è fornuta na 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 si esci può fatta rosa camminando non può fa pace ai zagavi su tutto giuce che non si può acchiappare e qua faccia già scippata a che sta musica che mariola per dinte carousel sa roba vita e so sapendo che è fornuta e tante cose sto nuovo scende passammo noi sa concio tempo si era positivo se stare e non ti scordi mai e tante passa sto nuovo scende camisa fuori un corpo tu sente e resta alerta tutta nottata pensando a dove sei stato pensando a dove sei stato na 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 Donna Carmen? Donna Carmen? Non ti potete paura, donna Carmen, sono chi? Ho già fatto il caffè, ho pigliato a villa, è caldo caldo. Mi finite che la nottata ancora, ma non c'è. Ecco, quella è una tra ieri, ma chi poteva per me? Per la maronna mi fai grazie a me, eh. Appena arrivai nella clinica, mi mettono in infarto a cacasoppa. A così non vai mo posso. Mo vera marito mi si mette a paura l'assassino. E infatti sta dormendo la stanza lì, tu pizzo mi ride volete, se mi sa santo fa. Non mica che mi dare che la giacchetta la guerra, la curabla. E a me faccia sempre tutto quando a capo fa compagnia, Quello come si dice, figlia mia. A carcere è malattia. Si vedono l'amici. Ma quanto stai aperto? No, la c'era di prima quando ha giocato a fuoco caffè. Ah. E come aveva fatto? Aveva bussato e aveva lasciato tutto quanto. È pure la finestra. No, che l'aveva avuto inserire per pigliare poco raggio. Ma perché mica vi siete messa paura? Paura, ma quale paura? Figlia mia, aiutami un po', Ah, dormi tutta la notte, papà, sei già che stai da... Oh no, Irina! Io secondo te, con questi amici che in mazzo in mano mi metteva a paura, ma che ti aggiarisci con questi qua, ma senti sicuro? Ti aggiarite, calla, in due letti con marito, sta dormendo qua. Lo sai se dici che marito, che si mangia i cani e si spugna un latte, la unione, la ridolla. Secondo me, chi non si mette a paura ma gloria? Ma fuite! Che è passato? Che mi avete suonato? Che mi date una capa? Perché non lo suono? Poteva essere me! Ma tutti i guerrieri, che fine hanno fatto? Ma che faccia lì, come fa che chiama lì? Tumma! Zari! Sandoga! Vedete a pigliare il caffè, non è successo niente! Non ci sta nessuno. Ma è sicura? Guardate, è sicuro. È sicuro, è sicuro. È stato un pezzo che si è fatto un brutto suono. Sei stato tu? Ma insomma, quando voleva aggiariscere che quando ci sono io in questa casa, voi donne non aveva paura di nessuno. Zanile se è più. Se mi c'è paura. A stampo macchine no. Tomasi, perché mi cade fa? Io sono uscito per chiamare il 113 per evitare un omicidio. Sì, ma ci ho fatto sentire, sa? E vedi come c'è qua. Corrito, se ne esci da nom. Perché la capa mia non è buona. La capa mia è buona. Tomasi! Ma che dare scusa, scendettrice? Che dare scusa? Sì, ma ci sapevo. Io veramente hanno detto, tu hai sbagliato il numero, che sono 903, ci sono telefono azzurro. Capito?
sto finito tutto qua. Oh! E qui c'è solo un caffè. Ah! Anna Carmela, io ci visto correre a tutto quanto la città. Fammi correre pure a me. Fammi vedere se posso tutta ammazzata a scicata. Vuoto! Ah, guarda, Santongo, ma che fa? Casi, non è l'assassino. Ciao, ce ne dà tutto qua. Se pigliamo un caffè e se ne Santo Che ti è passato? Che succede? Santo Carmela! Un marito vostro sai che non parla più, sta sconnesso. Ma non amico. Oh, giù. Ma vorrei che se ne scesa le buche nella cavò. giù, va bene. Generi! Permesso, scusate. Ehi, Trasito, ma che pulito. Sto venendo stili oggi, roba marca, 20.000 lire l'uno. Mi sapessi che E l'oggi? No, guarda male, che stai tutta roba rubata. No, ma quando mai? Guardate quando sono belli, guardate. Ui, la chiappa che lei. Ladri matricolati stanno in giro. Ma che state facendo? No. No, stai vedendo sistema qualcun'altro, qualcosa gente. No, signor, non c'è nessuno. Mamma mia, me ne vado. Arrivederci. Ma non vi arrabbiate. Qua a comprare, ogni. E qua non comprare, non avere denaro. Ma avete visto anche quello come guardava attorno a tu? Sì. Per me era una mariola. Sicuro? Sì, una E mariola. se è una mariola. Sì, ladri matricolati stanno in giro per tutte parti. Sì, mariola. Ma quando mariola stanno in giro, guarda qui, lo va a capire Vieni fuori! È stato richiamato a giornata. Facciamo. Non ne tengo i soldi, ma mi va a cattare la valigia. Ma mi ho fatto una mappatella. E me ne vago. Addio mia bella Napoli, ma è più ti rivedrò. Oh, perdere il tirabuscio. Sorella, animale e cretino. Com'è? Ti tengono i migranti in capo, mai visto? L'emigrante? Ma forse uno riferisce nei migrani, asino! Ah, Titi, si dà l'emigrante. I tengo una chef da tanto che sta cosa. Allora dove? Ma mia grammatica è stata proprio guaiata. Si dice cefalea. Ah, tu ma sì. Ma è sempre questo il momento di parlare di grammatica, eh E già. sto pazziando, che cava fresca che trido. Pazziata sempre, pazziata. E intanto che si momento di pensare a come c'è. Fortunatamente, cara carciofoli, morti e se lo guadagni. Ah, sta fatti. Ma il problema sta sempre là. L'assassino. Chi l'è vivo? E 4 anni a me, capito? 4 anni a me. Ma secondo te con tutto sta amici che hanno abusato pure in mazza hanno fatto due? Chi deve essere l'assassino? Già! E poi come qua? Io mi mangio a borsa su cagasotto. Per essere caldo. Bravo, Santo Carmela, bravo. Noi perciò siamo tranquilli perché ci sei tu che lo mangi. Ce ne fa una morsa. Sta poco pure. Ma so che pure in qua, Ehi! E se chi ne fa uno morso, Zerrillo fa uno bucchinotto, stanno Giornali, o mattino, no! Notizie fresche. Pascali. Acciappato, la Cina gratissima, nuove notizie, è stato arrestato l'assassino di Santa Lucia! È stato arrestato l'assassino di Santa Posa mappatelli, È stato fortunato, guarda. Dice a se mi faranno la griglia per mi rostro come una bistecca. Bravo, bravo. Ehi, non c'è no, e poi ti ancora. È stato proprio la fine di un incubo. Si dice incubo. Ma voi state per un incontro giornale? Ma no, fammi vedere! Wow! Mio marito è diventato celebre! Si dice celebre. Svegliamo, giornali, Giglia! Ti piace pazienza? Piace tu questo stanzio lei? Io non ci vedo né a vicino né a lontano, sono un poco lesbico, capite? Si dice presbite! Voglio! Mi stai atticciando un poco troppo questa grammatica, allora già intervenito! Ma non ci ho capito, se avessi le carate. Basta! Facciamo leggere a te, dite lì. Già mia! Allora, c'era soltanto
un mendicante Oh, frate mio! che non ha visto nulla. Il cosiddetto cieco di sangue. Che bella notizia, però finalmente poi ci hanno affacciato un poco, che decidi, se non volesse minimo che è casa nostra, né? Hai ragione, deve avere poco in casa. Bravo. Ma buona per me, ha già capito. Torno più tardi, mi porto notizie più fresche, ma boh, buona giornata. Grazie Pascalì, grazie. Minuti, bravo, il giorno fresco, intelligente e porta sempre belle notizie. No, io non me ne vado morire, però ma da promettere che mi darà rivincite che carte. Ci ma fa parte della nostra, torna più tardi come si delle carte. Tu ma però non ne ambrugliato. Io? Se tu rubi le carte, tu devi mettere a misca, ma non c'ha capito. Arrivederci con permesso. Vieni, aspetta. Quando fa una cosa i soldi potrò andare a ambrugliare. A te vado, Buongiorno, visto che vi ho risolto il problema, Anzi, se tu stai visto a questo punto me ne vado pure io, me ne vado in missione. Ho altra gente da difendere. Santo quando se ne va, statevi bene. Ma basta ringraziare, ma basta ringraziare. Ma che è sto? Vieni qui, e ci sa qualcuno qui. Chi no, numero 1. E io ti offri sotto camera la punnetta. Ma ci sei portato il canazzeria, ci sei portato. Donna Carmea, ma mi dà per gratuito con una cosa. Che cosa? Oggi è domenica, non tenete che mangiare, beh. E come hai fatto a dominare, figlio mio? La capicata ne Vedi, e ci potevo pensare a mangiare. Tu che lavoro in bolla, sai, mi si proprio una preda in coppa stomaco. Però oggi c'è la verità. Ah, paura è passata. Ah, preda mi pare che se ne esce. Se esce da trascostumare di fama. Lo sapevo su lì. E non vi preoccupate, la camone incurabile fa bene ai pellegrini. Grazie, Titi. Sei troppo bella, Titi. Troppa carnale stava girando. Che le mutiti, solleva la bocca, mi do da. Ma no, non c'ho più da prima sono mettere un po'. Donna Carmea, facciamo così. Io mi vado a Petterini e cerco di arrangiare qualche cosa in porto qua. Grazie. Titi. Io già saputo la cosa. Hai già saputo che vado di tenere un bicchiere di vino rosso. È speciale. Gli altri bicchieri. E che ne vado a voi? Voglio festeggiare, Ma no, mi non piace. no. Come un bicchiere di vino. Ma che vino che te. E vino dalla madre che è saputo assai, sai perché? Perché? O fa ancora come prima. Che procciuno su. Titi, non da letto, non porto vino, non lo voglio. Gianna, ma guarda come sei fotogenico. Fotogenico? Arrivo d'alcol, fotogenico. Vabbè, sarebbe sentire mo che fa non è di soldi perché Savino ti ha luttato a quel. Ma va che fa a casa tua mamma. No, non ti do mamma, ti viene qua. E pensa lì, pulitando su. Pulisse lo cucca insieme tutti e due, muoiare e morire. Sì. Ma va per me, io non tengo manca forse mi sputa in faccia. E non ti preoccupare, che ci pensi una volta. Lei, tu là e tu qua. Poi quando avrete la benedizione di Dio. Ci mettiamo a finire la coppa. Ehi! Vabbè! Ehi, Su coglione ti ho dato troppo rispostire, no, ma non che dà ragione. E perché ha mezz'ora? Perché? Si aspettava la benedizione. E che faccio la ragnatela? E domanda all'uomo ragno, domanda. Zuzzosa, sporca! Mia moglie è diventata campionessa del lancio della paposcia. Ma ci vanno alle Olimpiadi, Un po' di pesce, bucanista che pullasta. Madonna mi sono mai pullasta. Titi non da passare Ma grazie. quando mai donna Carmè? Castano de pulpette e de castagne all'essere. Anzi, donna Carmè, scusate, ma si è poco, Ma che sta già potuto fare? Ma quando mai? Ma Grazie. pensate a sta buona donna Carmè? Grazie, Titi, grazie. Carme. Siediti. Senta a me, ma non macella in canna, ambressa sui due pulpetti, prima che viene qualcuno e ci rovina a champagnare. Tengono gustoso di stop. Lei è marallo. E te mi si troppo lungato. Mamma mia mamma. Mamma mia, suo marito non me l'ha già visto perso. Non ti preoccupare, sto capendo te. Mamma mia, meno male che è fornuto. E fammi non vuoi. Meno male che è fornuto. Meno male. Carme. Meno male che E me non sa
vero! Meno male che è venuta, perché... meno male che è venuta, se no... Per tu sullo stomaco si giura che nada va! E alle bucane se ne scendeva! Buon appetito. Chi è? Mangia. Buon appetito. Potete pure mangiare senza cerimonia. Quanto vi prego, mangia. Scusa. Per me, almeno morimmo a panza piena. Prego, favorite. Scusate, ma voi non mi hanno arrestato? Ah beh, e perché mi avevano arrestato? Io ho detto arrestare, Certo, io? certo. No, io volevo dire così per scambio. Ma niente sapessero qualcosa che mi avessero arrestato. No, dicevo innocentemente, no, arrestano tanta gente innocente. Innocentemente. E me lo levi! Ma no, Carmela! Chiama qualcuno. Chiama Sandocane. Ma che? Vi hanno già gambizzata? A me? Sì. No, è che le cose si sono arrabbiate un pochino. E che dove stai lavoro, te? A marci dietro. A marci indietro. A marci Grazie. Prego. Mangiate, fate con poco. Ma state là, non do fastidio. Fate con calma. Se mi sta bella. E me lo levi! Oggi a parte della nostra forza, facciamo una bella partitella. Già volevo fare. No, La partitella, no? come no, che li meriti? Sì, mi fate fare la corsa, giù, perché casa a casa, no, spaccate, non guardate le carte, non bruciate, bambini. State fermo! Spaccate, forza, facciamo la Ma partitella. ti affri sotto lo camicchino i priscilli! Sì, ma che rubano i cani, non ti preoccupare. Spaccate. Tu ma, hai sossegato con mosca! Camanello, come fai sempre, tutte le volte, picchi una Tu ma, mi fanno piacere! ma pure lui, basta che facciamo. Mamma a pigliare un bello bicchiere d'acqua! Tu quasi, già, tu stai a mangiare il puppetto senza una goccia d'acqua. Se sai che sono dozzo, non ganno, no, sono dozzo, ci va bene. Va. Qui! Ma voi avete ospiti? Sì, e questo signore qua? Sì. È un compare di mio marito di Bella Vista. Compare? Ah. Capisci, giù? Bravo. Compare. E ci voleva proprio una personalità come voi in questo momento, in questa casa. Però va, Giaritti, in questo momento non serviva perché noi stiamo già tutti preparati. Stiamo tutti quanti che mazza ma. Come veniva l'assassino trovava pane per i suoi denti. Bravo. Grazie. Carme. Ma che c'è state facendo? Ah, così? Volevo dire, Tommaso, mangi della puppetta, può essere che da fuoco. Che le due sono loco, mangiate, sei ne tenete. Perché sapete che buono, io vi faccio una confidenza. Io se va con un martello che sta posto io, accomodare sempre l'assassino, lo facevo su me, ce lo bella capo, lo facevo su padre. Madonnina mia bella, perché non te lo prendi a Tommasino? Me lo volevi! Meno male che l'hanno arrestato a stu 10 carogna. Guarda come casava! Bene, va bene. E alla fine ero venuto per fare un po' di trattini, un po' che così per fare la parte delle carte. Volevano un po' che ci fa consiglio. Ma mo c'è sto compare qua, contrattiene lui, è lui che vi protegge, terrà cura della vostra salute. Vabbè, allora come si dice? Me ne va, togli il disturbo, per la partita ce la facciamo a roba, come sono con compare? Sì. Voi mi tornate a chiamare e io vengo subito, va bene? Con permesso? Sicché? Voi stavate proprio organizzate bene, Ma se capite, ma chi è sta assassino? Scusate, buon uomo, ma noi che ne sappiamo chi è sta assassina? Mio marito non ci vede, mio marito che non ci vede. Cagà, mi sente sulla dura e più petto nei becchi chiusi. Così aiuto io, volevi. Sta il favorito, ma non ci vede però. Vai, mangia. Permesso? Posso trasì? Oh, ma non mi ha mandato a qualcuno. Chi è? Trasì. Io sono una paziente, una figlia, che sono venuta a cercare la carità.
se siete venuti qua, ma che stiamo facendo? Signore, io sono Lucia Placido, sua moglie Nicola Placido, quella che hanno arrestata ieri sera per delitto di Santa Lucia, e che sia figlia. Chi la placidella? Che combinazione, dai! Signore, ma chi lo signore là chi è? Un'amica? Sono un'amica. Sì. Sì. Questo qua è bravo, bravissimo, bravo amico nostro, proprio così. Signore, io voglio chiedere una cosa. Lo vado sto signore a mezzo, perché io mi chiamo Carmela e lui si chiama Gennaro. Gennaro, il cieco non vedente. Sì. Onna Carmela, marito ma innocente! Ho capito! Non ti appecchita! Io ho detto, signor! Chi è tutti i delinquenti che vanno in galera e dice che sono innocenti? E che non credere? Ha visto dovuto vedere come se l'hanno venuto a pigliare ieri sera in do capro lì. Povero Cristiano, che le stiamo azzeccando la moglie, se l'hanno lasciato ma non rendo conto. Però ciullo, sta creatura. Come gli agni, ma io faccio ricevere la voce a solo. Ritu, commenta ieri sera, commenta. Ma chi lo sei tedesco che si portano a papà? Avete capito? Chi lo sei tedesco che si portano a papà? Io ma che ci azzecco nei tedeschi. Ma io ci sempre visto in da televisione che i tedeschi che si portano le mani di casa. Ah sì? Come, ma allora la settimana passata mi mettono a pigliare i tedeschi a me? No, a terra nei vigili urbani. Anna Carmela, poschiante. A sta creatura si è chiuso lo stomaco. Mancano poche latte, si è voluto pigliare. Signor, dammelo noi purpetti. No, quali pulpetti? Magari ho vaccinato, la creatura non è vaccina, No, che ne sta la polpettosa pure. Che ne dici che il pulpetto, e creatura morre che il pulpetto è cane, senza che non danno che morre. Tanto zitto tu a polpettoso, tu si possa mangiare roba. Ma che da mangiare, signor, ma che da mangiare? Che la mocca a noi pure un cucchiaino di zucchero a diventa male. Non è, tu volessi mangiare qualcosa, mamma? Ho detto pure. E proprio la giaretta che non sta riuna. Si è visto. Ma veniamo un po' a noi. Chi le luci sono uno specchio roccolo. Anzi, può dire a me che anche sta schifezza luce, signore, già dice io non so ma con l'occhio mica che colore sono, ci sono celeste, sono io devo andare a fiducia. Ma io ho già capito che voi siete brava gente. Però mettete un po' in panni miei. Io sono una formicola dall'acqua. Aiutatemi. Gennaro, che pena che mi fa. È seduto, si sente una formicola dentro all'acqua. Che ci potremmo fare noi? Asciuttammela un po'. Anna Carmela, io volessi portare a marito ma non poche speranze, non spiraglie, luce, qualcosa. Ja, ragazzi, ci ho può dare. Che cosa? Oh, spiegalo raggi che la luce, la cassa. Ma quando spiegalo raggio? Ritu, e dingelo un poco tu, noi a papà che ci volessimo portare. Aspetta un po', ma vai a cangare, sta per poi. Ma già fatto. Bravo. Io a papà ci volessi portare un fratellino. Quando è bello essere venuto qua? Come fu fratellino mamma di qua? E aspettavate che esce da galera. Ma chi no? Papà non l'ha da sapere. Ha da essere una grandissima sorpresa. Che sorpresa, sai come mi è contento quando torna a casa. Signor, ma noi che ci potremmo fare? Volessimo pure aiutare. Ma come che potete fare? Chi lì si stava là? Avrà potuto sentire un uomo, una voce. Ah, signore, ma che già senti, che già farei? Non sapete che non ci sente manca pure. Chi stava là, sì, si è detto a botte. Dice, che me c'è pure che chi sta a botte, secondo me adesso sono morto che caduto in te. Oppure la signora quarto piano che apre la munnezza a coppa bascia. Ma come si può fare? Che l'uno testimone ci stava e mi ha mandato pure giocato. Vabbè, signor, coincidenze. Può essere pure che se la stavano parlando o testimone era sordo. Ha già fatto nada a me sta scausa per senza niente. Ma se Dio esiste, Allora, non ti stai mai, non ti stai. all'assassino vero c'ha da fare a casa in caparosca. Signor, è casa mia! Agresco! Aggiate si può. Ma che casa che c'è? Andò pure solo l'assassino
era un bravo uomo. Non bravo. Ubriaco, eravamo ubriaco. E sta ragazzi, ma cosa fa? E quando voi papà ti guardate e dicero, sono stati io. E io faccio mettere a fastidio un brutto mestiere. E questo se ne va un soldo a poi, taglio. Un caso. Ma che lo figli mi ha da mangiare? Aspettate. Nanni, vieni a casa. Mo ci dice, mo sono chiaro, sei penduto. Tieni. Chi? Accattati qualcosa. Oh. Ma tu che ne lei? Che sto quando sono? E quando sono? Che sto scendo? Belle... E calme! Sono 100 volte che c'è questa creatura che non si vede, non 100 volte. 100.000 lire, va. Ma che si abbassa un vaccato fratellino? Come? Ma non abbassa. Oh fratellino, ma io veramente volevo 2 gemelline. Azza! È furba, Nanni, lei. Vieni a casa, vieni. Mo ci dice, mo ci dice. Ecco qua, vedi? Niente, non ci ha detto. Angela mamma. No. Vai, Angela mamma. Grazie, ma non vorrei. Ma ci ha dato un bacio, signore, va. Ah! No, sei... Ma che hai fatto? C'era dato uomo! E vieni a faccia di mangiare! Benedetta quella bocca, benedetta quella bocca! Madonna mia, come ci fa? Ma che si manco solo lei questo vizio? Ma vediamo a casa, ti faccio fare niente a bocca uno a uno. Scusate, io me ne va. Io sono rindalloggi fritto. Fammi dalla qua un ledca! Vieni in mano. Eccoci qua. Questo è 1 milione di lire, guardate. Ah, ma tu non ci vedi, No. E sei andato, sì. Ecco qua. Io lo gusto. Se vi portate bene, arrivano pure i fratelli. E i fratelli 1 milione? Certo. Jenny! Ma tu hai sentito il signore? Come? Questa è la vera carità! Questa è la vera carità! Scusate, ma lui che mi fa? Mi da fa niente. Non mi fa niente. Ma che volete dire? Che Don Gennaro è ciccato. Come lo Vabbè. Io diciamo che Don Gennaro è ciccato. Come diciamo che Don Gennaro è ciccato? Io veramente non ci vedo. Io me lo giuro coppa la vista. Io ho nato proprio così. Io sono Gennaro! Gennaro, il signore è buono, sta dietro di noi. Ah, io non lo vedo che sono ciccato, capito? Non sa che stiamo a casa. Vabbè. Diciamo che è ciccato. Diciamo che questi soldi dopo fate montare pure mutuo. Mutuo come testimone. Ci siamo capiti? Scusate, buon uomo, e non per mancanza di fiducia, ma queste sono 700.000 lire. E ci mancano i soldi che c'era da ne? Az, chi sto fa bravo di casa che là? Ma poi arrivano i fratelli. Uè, me ne passi tranquilli. Potete andare in tutta tranquillità, non vi preoccupate. Io e mio marito siamo persone oneste e a coscienza non ci inganniamo. State ben certo che mio marito non ha veduto né sentito nulla. Altrimenti, se già ingoppa la questura a sbrugnare tutto, voi andate, però mandate i fratellini che saranno i benvenuti. Noi li accogliamo a braccia aperte, tutti i fratellini. Vabbè, non vi lascio mangiare. Statemi bene. Grazie. Vuoi mangiare una scopa, gente? No, perché? Me la callare, mangiare una scopa. Non è mia cognata che dorme di là per piacere. Non dare un fastidio, zitta, acqua in bocca. Madonna, ma che stiamo a prendere? Capisci, spirra! Calmi papà, dammi un pacco, fammi che si sto scenato, sto bene. Cazzo tuo spirito, parla! Calma. Hai già visto un morto? Un morto di serio? No, calma, hai già visto un morto di Santa Lucia è viva! Ma stai facendo, ma stai briaco! No, pure quando mi ha già visto due fiaschi di sale non ho già mai visto l'uomo risuscitato. Hai visto morto? Ma che stai facendo, sta... Io l'ho già visto morto, come ne sai, io. Guarda cazzo, figlio che è morto. Aspetta. E io ti pure Power Cristo in galera. Aspetta, Lieggia. Aspetta, sto dicendo. Lieggia.
Miracolo! Ci ha visto assassino, marabutto delinquente, ma tu fai un numero uno. Io? Ma che non è stato un miracolo? Un miracolo, sì. Che è successo? Giusto. Siamo indignati! Gesù, e come lo faceva bene! Io posso essere nero, posso essere cinese. Mi posso essere brutta e non so! E che le solo che si è ingarrato io! Ma parlate! Dite qualcosa! Dici. Mortificati! Ma mortificare! Come non vi preoccupate! Mortificate, discolpatevi! Ma vi scolpiamo, voi ai miracoli non ci credete? No! Ah, visto c'è venuto un bombo! Sembra la televisione. Andiamo fuori come mi sto facendo pazzo! Guarda cosa bella, Guardate, noi chiamiamo il dottore Salinowski! Quello apre le teste, apre le teste! Sentite poco, io non dico che vi sbatti tutti e tre. Chi l'ha visto veramente? E a chi era visto? Facetemi sentire. Un gatto che giocava a scopone, oppure un elefante che volava, oppure una gallina che cantava la traviata. Oh, questi sono tre sci. A gallina canta la traviata. Sentite! Io ho già visto non mi morire. Vabbè, qua mica siamo immortali. Ancora? Oh, quasi sbatte a terra, tutti i giorni, e da un momento all'altro. Da fermare, ma che fai? Io non ho visto morire mio nonno, ma perché scusa? Devi ste morire. Hai visto nonno con un roppo fuori la posta? Ma si può sapere chi hai visto? Ho morto! No, questo è troppo, io ti denuncio. Simulazione a scopo di accattonaggio. Faccio passare l'uomo. Abbiamo fornuto da seghi! E ma cominciamo da massiglia! No, ma io che chiamo Salinowski! Che chi le ce l'hai fatto no! Orazio! Sì. Elisa! Che aro? C'è Raffaele! No. C'è ricercati là! No. E i tre brigadieri sono chiusi! Calma, state zitto. Che non è trasuto la tinta per mezzo di brigadiere? No, perché? Che è trasuto la tinta perché ha visto. Chi è? Buongiorno a tutti. Un morto! Scusate, ma voi chi siete? Io sono venuto volando. Tenete scena! Ci volato tutta la notte. Sono stanco. E voi vi direte, ma chi sta? Che è venuto a fare? Effettivamente. Aveva venuto. Tu e tu. Assettate. Aspetta, come ma cante ma sei, Marito mi pare, ma che baffone pure per terra! Oh, marito, chi l'ha ciecato, marito? Mi ha ciecato veramente! Vieni qua! Come si va a sei, Mi va se... si va a sei, come? Ah, sì. Sono stato l'anima di papà e l'anima di mamma che mi hanno fatto venire qua. No, prima è venuto ho fatto un consiglio di famiglia. Volete pazziare? No, che ma avanzare si pensa a serie con un pazzino. Già. Voi siete gente seria che non parla. Che non volete parlare. Ma non vi preoccupate. Perché tanto ci sono i morti che parlano per voi. Non ci credete che è morto parla? No, io ci credo, ve lo giuro, ci credo tantissimo che i morti parlano. Che le fai nuttata a parlare con la mamma? Tutta la notte a parlare. Chissà quanto gli stiamo morti che l'agnuore mi ha pillato tutto. E allora aiutatemi, perché sono grinda all'inferno. Scusate, buon morto, ma noi che ci possiamo fare? Lo potremmo far uscire una messa? Una messa? Secondo me voi non avete capito niente. Chi lavora a gioco, chi sta all'inverno, ma che se ne fa con una messa che sta? 2 messe cantate! Voi persone nascono insieme. Lo stesso io. Io stesso momento. Uno mo. È nato a casa.
Oh, è difficile però sto io, ok? La verità è che si porta dopo la giornata. E come chi non ci vede sul cicato? Come chi? Sì. Eravamo frate gemelli. Oh, erano fratelli sianesi. Che ne so in viso! Sono uguali proprio! Eravamo qua. Dove corcerà? Appena mi hanno telefonato la notizia ci ho pigliato l'aereo e sono venuto da Marsiglia fino a qua. Che scello, mica non è che le lance, la rete dell'aereo! L'uomo che è stato arrestato è innocente. È morto, padre. Frate, ma prima morì ha scritto una lettera. E in da questa lettera stava scritto si mascirano. È stata una fellowship. Ma sentitemi un po', come ci avete tutte queste cose, no? Ma ne che ho trovato? Ma voi che vuoi? Cassa 1 milione. Jenny! Ma tu hai sentito il morto che ha detto? Questa è la vera carità, questa è la vera carità. Scusate, però che mi fa? Voi che fa? Certo. Niente. Se nel caso dovesse venire in questa casa una fellowship, lui ci decide che si fa dei carabinieri e si va a costituire. A così, esso si fa vindare. Vorrebbe del pagato e io sono soddisfatto. Così non mi sporco le mani di sangue. Già ti piace, il sangue tutto da una parte, Perché altrimenti si vindano mi fa caffè o che la cifra. Aspettate però, ha già capito una cosa, che sti 20 anni non è tutti e due se l'ha da fare per forza. Signore, io non tengo nessun problema. Sono chi censurato, ci sparato a rubare loro ma nessuno sa venire. Hai capito? No, non c'ho capito niente. Quando un enzurato e fa un omicidio, non venga l'era. Mamma mia. Visto che mo vanno a casa la sera, ci sono tutti quanti i moglieri. Tutti quanti che stanno aspettando. Però, voi vado a fare una cosa. Voi vado a dare la certezza. Ma darà con te? Ma che io faccio che tu non si c'è? Ma quando mai? Che tu già lì? Mi faccio che tu ci vieni con me? Faccio che mi sto l'assassino bravo! Madonna! Che è successo? Ci mi sta moglie dopo la fellowship che caffè? E che sicuramente mi porto spio marito, che non mi va a scendere con la pistola? Ma c'ha nascosto! E sono No! Digli no! Ho detto con mio cognato Annura! E allora me lo va là! No! Ti prego! Tengo mio cognato Masca Annuro qui! E non fa niente, non lo vuole! Oh, mi raccomando! Non c'è da anzi, no, non me ne esce il bello! La barca completa! Non affittiamo più a nessuno! Carme! I modulevi! Andate a pensare, non c'era la tua! Ho pensato! Ma come fa? Che ne sa 7 pezzi? Che pensate? Gennaro, sai cosa? Che cosa? Se due mo s'accirano tutte e due! Ho vaccino a te! E sa pensate che fa? Che fa schifo sta pensata! Ma uno che è più grosso cosa cosa però! Cazzarino sta giù sulla T! Madonna E si verrà chi lo so quello! Madonna mi voglio! Che è successo? Ma che sta? Che paura! Ma tu non stai male a dormire! Si ricare? Che paura! Ma mi metto ste frindolette! Oggi mi sto morendo nella stanza e me ne sono fiuto la finestra! E tu non lavori da malavita, tu non Niente, mi hai fatto colpa di andare in terra, che era di tutti e strillerato! E meno male allora, che non ci stai perché a forza ne aiuto, perché sennò per te! Ma chi? Come chi? Tua moglie mai passato che a forza! Gerry, ma te sta, non sto? Che a forza facciare giù! Ma che ne giri? Gennaro mio, ma che ne? Stai pure? Gennaro! Che ne? Oh! Ammazzaci! No, che non mi torno subito a venire! Oh mamma mia come faccio? Mi fa male la panza, c'è il dopo!
A volte non bisogna che questo ci può salvare una situazione tragica. Abbo! Au! Ale come Marito ma terza voce! Au! Abbo! Ale! Non ci capito. Au! Abbo! Ale come Ma sentite, ma questa è un'esagerazione! Au! Abbo! Ale! Marito mica si mangia in mano, ma tu pulito! Se si mangia in mano, io che mangia Ma che trasformista! In 2 giorni è stato pazzo! Siete muto! Sì. No, ma io vado a chiamare... A Barano! Mi sa tutto quanto tu a stiliere con sti nomi streve! No, quello Torino, la lingua iatra! Ci facciamo tornare, ci hanno sempre! Ma raccomando, ma non è che fai lo sud, eh! Au! Abbo! Ale! Orazio! Elisa! Sì. Non ti preoccupare, per ogni volta che tu metti a paura se ne scende la lingua. Non ti preoccupare, ma ora la moglie che fa, guarda qua. La moglie che fa blocchetto a categoria. Tutto quello che vuoi dire, scrivo con gop. Ti vai alla farmacia e ti vado a pigliare il goccino. Ormai tutto è permesso in questa casa. Ho sapito chi sono io. Oh, si dà la moglie la fellow chic. E dove sta marito, mo? Non tengo manca la sacca, se no te ne la ridi, non te ce ne Io sono incinta! Sei incinta! Oh, canzo ne è accorto nessuno, sa? Ti stai smettendo a stamattina, può trovare? Con un figlio che le sta per nascere, si va a mettere a sparare a gente! Ma io che a me guardi! A chi lo dice mamma? Che vado a dire? Mamma ne dice io involontariamente mi è caduto l'orologio, guarda il gas, io mi da sacca e mi sono venuto apposta per restituirlo e con me messo scusate tanto. Ti dite pure i marijuani in casa! Signor, ma guarda con Brenzio, come lo già? Aspetta. Non ti abbellire. Non ti abbellire. Ecco, ma ci ho fatto permanente. Non ti abbili! Non ti abbili! Amore mio, ma perché ti preoccupi? Io non mi abbellisco, non ti preoccupare. Io sono chi che mi ha già abbellito? Io ho già saputo che Leopoldo Spalice è venuto a posto da Francia come sparare! Zitta, signor, si ti prendi, mi ha nella casa, sentite a me. Me ne state cacciando! Tu, che sto all'ucco per forza. Lo puoi sapere? Là, arreda a che la morte. C'è stato Leopoldo Spalice. Ma come? Vedete che la morte! Mi sta sentendo Chiama qualcuno. Luca! Ecco I Au! Che succede? Ma ricominciamo! Lo fanno ballerino! Andiamo che la costruzione del corpo! No! Vieni qui! Ma non c'è Vieni! Aspetta!
c'è scritto qua. Vai, là dentro, ma là dentro. Là, sta parturendo Guglielmo. Ma che sto per ragazzata? Donna Carmela. Ma non l'ha già trovato, ma non l'ha già trovato. Ma non sta mia voce. Come? Io? Sta là, Michele, questo casino sta là. Là, sta là. Visto? Bu, bu, bu. No, là sta là, Là. Bu, bu, là. Sapete che? Là. Là. Bu. Allora, mi sto capendo. Allora, bu, bu, la, bu, 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 mi capi? No, non c'è capito, ma che ti capisci? Mi capi? No! Vabbè, Leopoldo Spazio! Fatto la voce, lo so che non fa paura, non sto! aiuto! Leopoldo Spazio! Esci fuori, ti sto aspettando! Che sto fatturando se ma qualcuno ha aiutato! Che sto Uspara! Ma se torci le serperi in da panza! Sepp, carogna, ti picchi che femmina, ti picchi! Ah, ma pure sono femminuccia, Gennaro! Caccellare, e ti fiendo! Io non caccio niente, sta cacciando con scandalo! Si guappa, non mi butti, fammi vedere! Aiuto, guarda che pure certi guappa hanno una certa esigenza! Ma chi è? Come chi è? E tua moglie sta parturendo, sta là! Non c'era! Ma Carmela, facete un nessuno ci sta più via, ma venite voi! Marone, non facete burdello, usate ste pistole che si sta parturendo da casa di un Non c'era! Vedi, tre mamma! Andiamo, tre mamma! Tre mamma! E allora si è morto! La panza! Carogna! Tradito! Correte, si stanno sparando, correte! Mezzo giorno di fuoco! Ma davanti, fammi vedere! Non ti chiama che mi stanno sparando a mezz'ora, non si vogliono! Ma lei sparate ancora, sparate! Basta! Qui, basta, usate sti pistoli! È nato! È nato! Qua, è nato! Che si Bene, masco! Avanza! Avanza! Permesso! Permesso! Avanza! Guarda! È un maschio! È un mascolo! Te! Guarda! Sta piangendo, guarda! Ciao! E si capisce che chiama! E si ne fornisce! Tra 20 anni chi sta in una pistola umana come te? E poi si sta rivoltello e piglia un bibero! Ma vive sta facendo, sti immanenti! E tu, una faccia d'angelo che non li sta cirrano! Vai! Piglio da sto creatura e vatti a costituire. È bellissimo! Gnaccolille! Ehi! Chi sono prima figli miei? È un figlio! E vedi come vuoi battezzare, Ringo, Sant'Anna, Jesse il bandito, pepe. C'è il bambino! Pepe. Lui avete ragione! Ecco un figlio così! Io non posso fare male! Io non l'ho già fatto! E beh, prima vado a costituire! E va a presto, prima che cambia pensiero, io sto in capo, va! È vero! Sono un assassino, già ci sono, sì! Ma per legittima difesa! E mo? Ah, non so giudice! Chi ci va a dire? Ma chi ci va a contare? Io no! Perché sono cari! Giannato, mo ci dire! Ma che stai dicendo? Giannato, tu ci dire e ci avrei! Sto scendo pazzo mugliere, ma... Giannato, e papà questo! E dice che sto signore è vero, sì che ci sanato!
ma per legittima difesa. E quando arrivano i fratellini l'uomo lì? Arrivano. Arrivano? Certo. E allora io ci vedo e ci vado. Perché? E di tantico non falliscono mai. Era una Buonasera e grazie a tutti per questo meraviglioso sold out. Spero che la commedia vi sia piaciuta. Ne è valsa la pena? Perfetto. Allora andiamo subito a presentare i tecnici che sono ancora in questa rappresentazione. Gli invisibili. Anna Maria De Carlo, che mi ha assistito alla regia tecnica, con Gennaro Montano e Adriano Altamura per la scenografia, e ringraziamo Anna Lettieri per il parrucco. Il corpo di ballo, con le coreografie di ballo dei maestri Enzo Parità e Anna Rita Ragosta della scuola Chiero Bailar di Acerra, hanno danzato per noi Rita Trivellone, Lucrezia Cerbone e Francesco Orseno. Bravi. Gli attori, che sono poi la carrozzeria di questa bella macchina teatrale. Ha interpretato Elvira la nostra eccentrica Giovanna Paolella. La più piccola dei nostri ha vestito i panni di Rituccia, la bravissima Lucia De Falco. E sua mamma in scena, Lucia Placido, è stata rappresentata dalla dottoressa Ivana Russo Spena. Quest'anno è andato in scena almeno 5 volte con varie compagnie teatrali, facendo sempre la differenza. Con noi è stato Leopoldo Francese, il virtuoso Emanuele Guadagni. Un ragazzo che tra prove, quinte e palco fa notare la sua nobile essenza artistica. Stasera era Pasquale il giornalaio, nella vita è l'adorabile Michelangelo Zito. È stato letteralmente trasformato durante le prove, costretto a tramutarsi in uno stravagante Sandokan. Lui è Giuseppe Amaro. Un Orazio che sembrava il gemello di Andreotti, interpretato da Emanuele Mione. Prego Emanuele. Se siete nei pressi di Frattamaggiore andate a trovarlo a Globo Express. Facciamo questa pubblicità, state attenti che però vi fa il pacco. Con lui componevano il terzetto degli assistenti sociali l'imperterrita Luisa Foresta, alias Elisa. I fiori dalla figlia Arcigna Rachele, interpretata dalla raffinata Carmen Siciliano. Ha indossato i panni di Raffaello Chic, l'assassino di Santa Lucia, e lui, Nicola Lombardo. Ci ha buffate e ci ha sbuffate per tutta la commedia. Zerillo, ecco a voi il figliol prodigo dei geni attori, Mario Montano. E beh, lei è nata con noi, è cresciuta veramente bene, questa ragazza, talentuosa come attrice,
e come cantante in arte canora e ariarca. Con la recita è stata Titina. In passerella sfila Mariarca Panico. Il maestro ceramista Cerrano, che colleziona primati in campo artistico, premio come miglior attore nella nostra recente rappresentazione teatrale in gara a Pomigliano d'Arco, e di recente ritorno dagli Stati Uniti d'America, dove ha rappresentato Napoli in modo ufficiale nelle vesti di Pulcinella al Columbus Day di New York. Qui si è calato negli indumenti di Tommaso, una scoperta artistica di Maria Grimaldi e Michele De Chiara. Oggi è anche il suo compleanno. Auguri. 18 anni ha compiuto. Una delle cofondatrici di questa compagnia, esplosiva e brillante come donna e come attrice. Nella parte di pupetta, come si farebbe senza di lei, è la nostra Anna Rita Mariniello. Un attore navigato, pignolo, tutto pane e copione, un valore aggiunto che vantiamo nella nostra compagnia. Nel gergo stretto teatrale si chiama zoccola da palcoscenico e non è una parolaccia. È stato il finto cieco Gennaro Belvedere e lui è Giuliano Cennamo. Meritatissimi. Da 13 anni lavora assiduamente per moderare gli animi e tenere salda la compagnia ai principi di lealtà e solidarietà per cui è nata. C'è riuscita ampiamente e quest'anno per la prima volta è stata anche la regista teatrale. È nonna da pochi mesi di una magnifica bambina di nome Maria Sole e ha interpretato Carmela in passerella Maria Grimaldi. Perfetto, aspettate, la beneficenza. Fate prima l'inchino? Fanno prima l'inchino. Avendo assistito a questo spettacolo, avete contribuito con noi genatori, il gruppo Noi per gli Altri, al sostegno economico di famiglie del nostro territorio in precario stato. Lui sta qui, Antonio Mele, che rappresenta questo gruppo, per la consegna della solidarietà, persona che avrà cura di accendere un sorriso in queste famiglie meno fortunate di noi, come già fa da parecchio e lo conoscete bene, va bene? Ci sta? Allora è diritto consegnare la busta al nostro buon Antonio Miele. Abbiamo finito, mettiti al centro, abbiamo finito ringraziando per le collaborazioni Luigi Buonincontro per gli scatti fotografici, Gennaro Nigro per la fonia e le luci, Pietro D'Inverno e Michele Di Buono per le riprese video. Grazie, vi è piaciuto? I genitori vi danno appuntamento all'anno prossimo. Buon Natale a tutti!
Vieni qua. Cazzo